Ginevra. La Svizzera ospita i 72 paesi, tra i quali l'Italia, che partecipano alla grande rassegna atomica mondiale. Per la prima volta nella storia dell'umanità l'atomo, smessa l'uniforme, si presenta in abiti borghesi e lancia il suo nuovo messaggio di pace. L'uomo della strada non cela la sua emozione accingendosi a questo primo suggestivo incontro. Ecco il reattore atomico sperimentale esposto dagli Stati Uniti. Nell'interno di questa struttura silenziosa e statica si sprigiona l'energia che è il motore del mondo, la forza dell'universo. Siamo nella biblioteca del CISE di Milano, centro di studi ed esperienze, che ha un'attività intensa e silenziosa. Si preparano le basi e i quadri per il domani atomico dell'Italia. Si sta già realizzando il primo reattore nazionale. Questo è un impianto pilota per la produzione dell'acqua pesante, la cui funzione nella pila atomica è quella di rallentare i neutroni, rendendoli così atti a provocare la fissione nucleare. In un altro reparto è sistemato un acceleratore di Cockcroft da 400.000 volt. Con esso si utilizzano deutoni portati ad alte velocità per ottenere reazioni nucleari. Il lungo tubo lucente si affonda in una camera blindata sottostante, nella quale delicate apparecchiature registrano i fenomeni. E qui si ricava l'uranio allo stato puro. Attraverso complesse reazioni chimiche e processi di raffinazione si passa dal minerale grezzo dei giacimenti piemontesi recentemente scoperti all'elemento puro che rappresenta il combustibile della pila atomica. Nell'interno di questo autoclave, tra bagliori ed esplosioni, si leveranno tra breve luminescenti nuvole radioattive. Ogni giorno un lingotto di uranio del peso di 15 kg è il frutto di questa preziosa fatica. La giornata degli uomini dell'uranio si chiude con la consegna del piccolo dosimetro che ognuno reca sul petto. Un accurato controllo darà la misura delle radiazioni eventualmente assorbite. Anche in Italia l'atomo ha fatto il suo ingresso nel grande e vitale settore dell'industria e in uno dei più delicati di essa, quello farmaceutico, è oggi possibile, mediante elementi prodotti dall'energia nucleare, valutare meglio l'assorbimento e l'azione di un medicamento sui vari organi. Si sta dosando un isotopo radioattivo, il carbonio 14. Incorporato in un nuovo farmaco per il cuore, oggi ancora allo studio, esso, usato come elemento tracciante, consentirà di seguirne le fasi di assorbimento nell'interno del muscolo cardiaco. Ecco, il piccolo cuore della cavia sacrificata alla scienza è diventato radioattivo. Non più riso amaro. Gli isotopi radioattivi applicati all'agricoltura porteranno un nuovo messaggio di pace e di lavoro ai nostri campi, che dal loro uso potranno acquistare una maggiore fertilità.
Siamo presso l'Istituto di Fitopatologia dell'Università di Milano, il primo in Italia che impiega isotopi radioattivi per lo studio del metabolismo e delle malattie delle piante. Accanto al piccolo fusto, una fialetta immette per capillarità il liquido radioattivo nei tessuti vegetali. Prelevato un frammento di foglia dalla pianta radioattivizzata, esso viene inoltrato in uno speciale reparto, dove un contatore di Geiger-Müller ne misurerà l'esatta radioattività. È così possibile studiare l'efficacia di nuovi metodi di lotta, difendere meglio le colture e attraverso trattamenti agli organi di riproduzione ottenere razze selezionate più produttive e più resistenti. Anche qui una silenziosa pattuglia in bianco combatte la più nobile e pacifica delle battaglie. Più grano, più benessere. Gli isotopi radioattivi stanno diventando preziosi alleati per i contadini. Un altro esempio di solidarietà umana in quest'arco ideale fra il rombo della trebbiatrice e il ticchettio di un contatore di impulsi atomici. Dall'Aia ad un immenso cantiere dove gli uomini costruiscono le navi d'acciaio. Ai margini di esso è sorta da poco una nuova costruzione, una porta massiccia in calcestruzzo che scorre silenziosa la isola dal mondo esterno. È la grande clinica radiologica delle turbine, delle lamiere, degli alberi motori. Qui ogni pezzo vitale viene radiografato come se si trattasse di un organismo umano. Una saldatura, una fusione perfetta all'esterno possono celare negli strati più profondi difetti e imperfezioni pericolose. Questo apparecchio da 1 milione di volt che proviene dagli Stati Uniti legge attraverso l'acciaio come attraverso una lastra di cristallo. Ma accanto ad esso è entrato in scena un nuovo attore. La bomba al cobalto. Ben celata in una fossa profonda, la rossa sfera di piombo contiene pochi grammi di cobalto 60, un isotopo radioattivo che emette in continuazione potentissimi raggi gamma che permettono di radiografare anche massicci blocchi d'acciaio. Estratto con tutte le precauzioni ed introdotto nella cavità del pezzo in esame, l'isotopo impressionerà una corona di pellicole radiografiche sistemate all'esterno. Il radiologo dei metalli sa individuare immediatamente la malattia nascosta in una saldatura. Eccola, è una impercettibile strisciolina nera che scoperta in tempo consentirà di scongiurare una sciagura. Le nostre navi solcheranno più sicure i mari, anche grazie all'energia nucleare le cui applicazioni sono allo studio in numerosi altri settori dell'industria nazionale. Anche nelle più modeste case di chi lavora, la storia del progresso non passa senza lasciare la sua impronta. Molti sono i problemi della nostra economia che aspettano una soluzione adeguata, ma ormai il futuro è già cominciato. L'era atomica è in cammino anche per l'Italia.